Siamo qui con Mirko Bertolucci, allenatore dei Pumas Viareggio. Mirko, impressioni a caldo su questa partita? Una bella partita, sicuramente molto ben disputata dagli Eboli, infatti fa stranissimo che abbiano così pochi punti in classifica per come giocano, specialmente in casa. Da parte nostra non una buona gara onestamente, troppo confusionari, forse il peso del risultato ci ha un pochino bloccato, sapevamo che era una giornata sulla carta a nostro favore, sintomo che dobbiamo crescere ancora e che c'è ancora tanto da lavorare. Dispiace perché con il pareggio tra Scandiano e Camaiore avremmo potuto guadagnare punti, così non è stato e a questo punto dobbiamo fare il meglio possibile nelle prossime tre gare per vedere poi il piazzamento finale nei playoff. Cosa ti aspetti per il futuro della tua squadra? Ma intanto dobbiamo finire nel miglior modo possibile questa regular season, abbiamo due partite complicate, una con il Forte dei Marmi e una con il Matera e l'ultima a Follonica. A questo punto qui dobbiamo tirare dritti fino alla fine del girone di ritorno e poi alzare la testa e vedere qual è la posizione che abbiamo conquistato e da lì riparte un nuovo campionato che sono questi playoff, tutti da scoprire. Però insomma ecco, diciamo che ci sono 10 giorni, 12 giorni che sono intensi, impegnativi. Dopodiché tireremo un pochino le somme della regular season e ci concentreremo per i playoff. Va bene, grazie mille. Buon Grazie a voi, rientro. grazie mille.